Il sommario di questa settimana: piano casa, viatico per il comparto, lettera ai sindaci per la Tari, Sistri, nuova proroga al 1 gennaio 2015 ed infine incontri fiscali, si parte da Santo Stefano di Cadore. Rinnovato buon fine settimana e ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Il piano casa sotto la lente di Confartigianato Belluno. Il punto è stato fatto nel convegno Piano Casa Ter, istruzioni per l'uso, organizzato dall'associazione sabato 22 febbraio alla Fiera di Longarone, a cui hanno partecipato parlamentari e consiglieri regionali bellunesi, amministratori locali e numerosi professionisti ed imprenditori. Per spiegare gli obiettivi della recente legge è salito a Longarone il vicepresidente della regione, nonché assessore all'urbanistica, Marino Zorzato, padre del terzo piano casa, strumento indicato come indispensabile sostegno per il comparto, benché finora sia stato usato dalle imprese solo per il 20% delle sue potenzialità. Nei servizi che seguono questo telegiornale, interviste al vicepresidente Zorzato, al presidente degli edili di Belluno, Paolo Tramontin, e al professor Federico Della Puppa. In vista della prossima applicazione della nuova imposta unica comunale, IUC, nella quale ricade anche la tassa sui rifiuti Tari, Confartigianato Imprese Belluno, prima della stesura dei regolamenti che i comuni devono emanare al riguardo, ha chiesto ai sindaci con una lettera la massima semplificazione degli adempimenti in capo alle aziende. Un intervento collaborativo con le amministrazioni locali, con l'intento anticipatore di soluzioni sgradevoli più avanti, precisa il presidente di Confartigianato Imprese Belluno, Giacomo Deon, è pensato per evitare ulteriori complicazioni per le nostre aziende già oberate da troppi adempimenti. In particolare Confartigianato Imprese Belluno suggerisce in primo luogo che sia la dichiarazione annuale dei rifiuti o, in alternativa al formulario di identificazione, il documento che attesta l'avvenuto smaltimento da parte delle aziende dei rifiuti speciali, così come quello per dimostrare l'avvio al recupero di imballaggi, carta, plastica. In secondo luogo l'associazione ha chiesto che sia chiaramente indicata l'esclusione dal conteggio della Tari delle aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative e le aree comunali condominiali. Benché sia solo un rinvio e che di questi rinvii si stia vivendo ormai da troppo tempo, esasperando ormai la pazienza degli imprenditori, ben venga almeno lo spostamento della data dall'applicazione delle sanzioni relative al Sistri al prossimo 1 gennaio 2015. Questo è il commento a caldo del presidente di Confartigianato Belluno, Giacomo Deon, alla conversione del decreto 1000 proroghe, il cui testo contiene anche le novità sul sistema di tracciabilità dei rifiuti. Sistema di tracciabilità dei rifiuti industriali Sistri che partirà per i prodotti di rifiuti pericolosi lunedì prossimo 3 marzo, ma non essendo sanzionato il mancato utilizzo, l'obbligo vero e proprio dell'utilizzo del Sistri scatterà con il 1 gennaio 2015. Confartigianato Imprese Belluno va sul territorio con un ciclo di incontri a carattere fiscale. Si parlerà in particolare di legge di stabilità 2014, sviscerandone i principali contenuti. Il primo appuntamento è fissato a Santo Stefano di Cadore martedì 4 marzo alle ore 18 presso la sala consiliare della Comunità Montana di via San Candido 3. Si prosegue l'indomani, mercoledì 5 marzo, a Pieve dal Pago presso la Feinar, in località Paludi, alle ore 18. Settimana successiva si replica ad Agordo e Feltre. Concludiamo con un'ultima notizia: manufatturiero bellunese, c'è il segno più e fa meglio della media veneta. Non si può parlare di ripresa, ma il trend positivo che continua ormai da un anno è senz'altro incoraggiante. A segnalare ciò è l'indagine congiunturale di Unioncamere del Veneto, basata anche su un campione di aziende bellunesi, che ha rilevato ancora nell'ultimo trimestre passato per il manifatturiero bellunese un'ulteriore variazione positiva pari a un più 2,1%, valore superiore alla media regionale che si ferma a un 1,4%. Usa prudenza nel commentare questi dati il presidente della Camera di Commercio di Belluno, Luigi Curto, che parla solo di miglioramento della situazione, sottolineando però la miglior performance delle imprese da 2 a 9 addetti rispetto alle altre. E con questa buona notizia andiamo con i servizi di approfondimento. Il vicepresidente della Regione Veneto, nonché assessore regionale all'urbanistica, Marino Zorzato, è intervenuto al convegno Piano Casa Ter promosso da Confartigianato Belluno a Longarone sabato 22 febbraio. Siamo alla terza edizione, 4 anni le prime 2, questa si porta avanti 3 anni e mezzo. Credo che i dati sono straordinari, 7.000 imprese artigiane che sono ancora in vita per merito del Piano Casa, 11.000 posti di lavoro
che sono garantiti da questo intervento. Contiamo di continuare per questi 3 anni e mezzo con ulteriori posti di lavoro, ulteriori interventi in edilizia, 3 miliardi di opere ha fatto il primo piano casa, contiamo che avendo sbloccato per molti comuni con questa legge l'operatività, altrettanti li facciamo nei prossimi anni e quindi qualche gru in più, qualche impresa che si salva in più, qualche operaio che lavora e soprattutto miglioriamo il nostro patrimonio edilizio veneto. L'opposizione dei sindaci. Ora c'è un accordo con l'ANCI firmato da pochi giorni. Quali sono i contenuti di questo accordo? Beh, intanto opposizione dei sindaci. I sindaci delle grandi città ritengono di poter in qualche modo programmare la loro edilizia, qualche volta dico io a scapito dei cittadini. Il piano casa si rivolge al cittadino e noi vogliamo che tutti i cittadini del Veneto, non importa in quale comune essi risiedano, abbiano le stesse possibilità, cioè io voglio che il cittadino del comune di Lamon possa ampliare la casa come il cittadino del comune di Feltre. Allora i sindaci qualche volta si sono arrabbiati perché volevano limitare il piano casa, le vecchie limitazioni hanno prodotto un minor fatturato di 1 miliardo e 800 milioni di interventi possibili, noi siamo stanchi di avere cittadini di Serie A e di Serie B, dopodiché il dialogo sempre, e tanto che abbiamo raggiunto un accordo con l'ANCI Veneto, cioè l'associazione dei comuni veneti tutti, per fare alcune migliorie alla legge, ma soprattutto alcune interpretazioni chiare perché la legge non lasci dubbi. Se vogliamo risparmiare territorio, se vogliamo fare bello il Veneto, se vogliamo pensare al futuro, quando tu recuperi un fabbricato esistente, magari degli anni 60, 70, magari un fabbricato fatto con i foratoni, fatto con le tapparelle, le persiane, con le finestre non isolate, un fabbricato vecchio e brutto, quando lo recuperi, intanto lavori su quello che c'è, e se dai soddisfazione a quella famiglia non occuperà un lotto nuovo. 60.000 pratiche fino ad oggi sono almeno 20.000 lotti non utilizzati per fare case nuove, quindi di fatto consentiti all'uso agricolo. Noi stiamo anche lavorando sulla legge di contenimento del consumo del suolo, cioè vogliamo lavorare per far bello il Veneto e non usare più terreno nuovo quando possiamo recuperare fabbricati vecchi. Il sistema casa di Confartigianato Belluno ha organizzato sabato 22 febbraio a Longarone, nell'ambito di Costruire, il Salone dell'Edilizia e dell'Abitare, il convegno sul tema Piano Casa Ter, istruzioni per l'uso. L'appuntamento ha inteso offrire una guida alla lettura e all'applicazione del nuovo piano casa della Regione Veneto, superando polemiche e dibattiti politici, nonché illustrare le opportunità offerte da tale strumento. Con il presidente degli edili, Paolo Tramontin, facciamo il punto sul tema. La valutazione sul piano casa Ter non può essere che positiva, considerando anche il fatto che è stata voluta, richiesta, invocata dalla categoria di Confartigianato, anche perché, ripeto, i piani casa 1 e 2 sono stati di aiuto, di forte aiuto al settore dell'edilizia in questo momento di grave crisi. Basti pensare che nell'ultimo triennio, grazie appunto al piano casa 1 e 2, 11.700 dipendenti e 7.700 aziende sono riuscite a rimanere nel mercato. Dal piano casa, quale futuro per il comparto? Il turismo sarà e dovrà essere il futuro spazio occupazionale per la provincia di Belluno, però dovrà passare attraverso il riammodernamento, la rigenerazione, la riqualificazione del tessuto abitativo, in primis quello alberghiero, per poter dare agli ospiti, ai turisti che arriveranno nella nostra provincia un prodotto di qualità elevato, di standard qualitativi elevati, e sarà quindi una sfida anche per Confartigianato e le imprese del settore per poter portare qualità e competenza in quest'ambito. La categoria che cosa chiede alla politica per uscire da questa crisi? Alla politica ci sarebbero un'enciclopedia di domande da porre. Mi soffermerei su alcuni punti fondamentali che sono l'abbassamento del costo del lavoro, lo sblocco del patto di stabilità, lo sblocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la sburocratizzazione, la semplificazione e infine, ma non perché è ultima, la certezza, cioè la politica deve dare certezze per poter permettere alle nostre aziende e anche ai cittadini di programmare il proprio futuro. Qual è la situazione dell'edilizia in provincia di Belluno? La situazione in provincia di Belluno, il comparto dell'edilizia rispecchia quello che è l'andamento purtroppo negativo che si vive in regione e a livello nazionale. Basti pensare che solo negli ultimi 2 anni in provincia di Belluno
si sono persi il 10% di forze imprenditoriali, un 15% di lavoratori e le ore lavorate sono state il meno 21%. Se fossimo in una sala d'attesa del pronto soccorso sicuramente avremmo il codice rosso. La fotografia del comparto delle costruzioni, così come l'applicazione del piano casa con le ricadute sull'economia reale, è stata proposta dal professor Federico Della Puppa dello IUAV di Venezia. I numeri di un comparto in netto calo, dove può andare il settore in futuro? Certamente il settore delle costruzioni ha un'unica strada oggi, che è quella della riqualificazione, che è la riqualificazione urbana del territorio, una riqualificazione anche ambientale. Le alluvioni di questi giorni dimostrano che dobbiamo intervenire in modo pesante anche dal punto di vista della sistemazione del territorio. Non dobbiamo consumare più suolo, quindi dobbiamo riqualificare le aree urbane partendo dalle città, dalle aree già abitate. E il piano casa è uno strumento che permette questo, perché permette di intervenire, di migliorare la situazione esistente, gli edifici esistenti, soprattutto integrando e andando a lavorare sull'efficienza energetica, che è uno degli elementi chiave per il futuro delle costruzioni e anche per il futuro della nostra stessa economia, perché sull'efficienza energetica si gioca il futuro non solo di questo settore, ma di tutto il comparto dell'indotto che sta a servizio del settore delle costruzioni. Piano casa, come può incidere sul comparto? Il piano casa ha una funzione molto utile da un lato, perché apre all'innovazione tecnologica e non solo all'ingrandimento delle case, ma apre al tema dell'efficienza energetica e da un altro, e quindi è un elemento qualitativo che si inserisce nel mercato. L'altro dato molto rilevante è quello quantitativo, perché in un mercato che vale circa 13 miliardi, 12 miliardi e mezzo all'anno, quasi 13 miliardi di investimenti complessivi in Veneto, il piano casa è in grado di mettere in campo e ha messo in campo in questi ultimi 3 anni 1 miliardo all'anno di investimenti. 1 miliardo su 13 miliardi in questo momento di crisi economica è un'iniezione fondamentale per l'economia, non solo del settore ma di tutto l'indotto. Per una bella edilizia che dia lustro al territorio regionale, può essere definito un modello costruttivo veneto? Il gioco fondamentale è quello di far sì che ci sia una governance e in questo senso le amministrazioni pubbliche sono loro che sono i primi soggetti ad operare in questo campo, una governance complessiva che possa portare ad una ridefinizione, ad esempio, nell'ambito dei regolamenti edilizi di alcuni parametri e una uniformazione o comunque un indirizzo verso quelli che sono parametri più di qualità, diciamo anche estetico-architettonica, potrebbero essere un elemento utile e positivo. C'è da dire che in Veneto il settore della progettazione, il settore delle imprese è un settore molto innovativo, molto all'avanguardia e oggi sicuramente è un settore che con la crisi ha potuto guardarsi dentro e pensare delle nuove soluzioni. Si tratta di mettersi tutti insieme intorno a un tavolo e questo lo possono fare, lo devono fare soprattutto le amministrazioni pubbliche, sia a livello locale che a livello generale. In chiusura di Impresa Diretta il numero telefonico per eventuali informazioni 0437 933 201. Impresa Diretta torna settimana prossima su Telebelluno il venerdì alle 20.50 e 23.30, il sabato alle ore 14 e domenica alle ore 19. Per chi ci segue su Radio Belluno l'appuntamento è ogni sabato alle 8.30, 12.45 e 19 e la domenica alle 11.30. Grazie per averci seguito.